Consigliere Rambuschi. Sì, dirò che questo l'ho letto molto attentamente, anche perché è qualcosa che ormai da tempo vuole in pentola. Ecco, io ritengo che questo è sì un decreto legge, però voglio anche far presente che questo decreto legge innanzitutto non è mai stato applicato per il Parlamento, mentre vedo che i nostri parlamentari fanno le leggi e poi i loro redditi non vengono pubblicati, mentre a livello comunale i consiglieri comunali sono costretti a pubblicare questi redditi. Mi sembra qualcosa che non torna, qualcosa che non funziona. Ecco. Bene, per quanto mi riguarda, quindi parlo sempre a titolo personale, ecco, ritengo che oggi dover mettere in piazza i miei redditi, cioè i miei patrimoni da lavoro dipendente mi sembra un controsenso. Io direi che sarebbe stato più opportuno anche da parte nostra questo regolamento sì metterlo in evidenza, anzi dar sempre un maggiore risalto, ma per quanto riguarda i redditi dovuti da incarichi politici, tutto quello che viene da incarichi politici sia ben chiaro per tutti i cittadini. Ma per quanto mi riguarda il fatto che quello che è reddito, quello che ho avuto da lavoro dipendente, che io debba farlo conoscere a 25.000 persone, questo non ritengo che non sia neanche una cosa seria. Se dovessi poi fare una battuta, che poi battuta non è, ripeto, però io la faccio come battuta perché voglio provocare, ecco, io dico, vabbè, mettiamo al corrente i delinquenti dove, in quale casa devono andare a rubare, perché sicuramente quelle sono case che hanno possibilità rispetto ad altre. Grazie.